Un urlo e poi il volo da 9 metri di altezza. Sono gravissime le condizioni di un operaio 22enne caduto dal tetto della ditta produttrice di imballaggi in plastica Crocco in via Monte Ortigara a Cornedo Vicentino. Il giovane operaio originario di Altissimo e dipendente della ditta Pascal Idraulica sarebbe stato sul tetto dell'azienda intento a montare un impianto quando, per causa ancora al vaglio dei carabinieri e dello Spisal, avrebbe appoggiato un piede sul lucernaio che però non ha retto il peso del giovane operaio che è precipitato al suolo. Subito sono accorsi alcuni operai che prontamente hanno avvisato i soccorsi. Sul posto è giunto il SUEM 118 che ha intubato il 22enne e al contempo è stato avvertito l'elisoccorso che ha provveduto a trasportare il giovane all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato in rianimazione in condizioni disperate. Il 22enne infatti sarebbe in pericolo di vita. Un 2020 che ad appena 10 giorni dall'inizio vede un incidente sul luogo del lavoro e riapre, anche se in realtà non si era mai chiuso, il capitolo della sicurezza sui luoghi di lavoro. Da parte dei sindacati si sottolinea come sia quanto mai necessario incrementare il numero degli ispettori dello Spisal per aumentare le visite preventive nei luoghi di lavoro. Vicinanza ai familiari del 22enne operaio è stata espressa dalle due aziende coinvolte, anche se precisano in una nota che le prassi in termini di sicurezza sono consolidate.